Concittadine e concittadini del nostro Friuli Venezia Giulia, un cordiale saluto da Fogolar Politiche per questo 15 marzo, questa Idi di marzo, ricorrenza storica che dovrebbe essere particolarmente significativa per questa nostra regione. Insomma, che senso ha? Che senso ha in Friuli Venezia Giulia ricordare Giulio Cesare nell'anniversario appunto delle Idi di marzo, la data in cui fu assassinato nel 44 a.C. a Roma da senatori che lo accusavano di tirannia a detrimento di una repubblica che non solamente non era democrazia, ma rendeva il popolo schiavo degli aristocratici suoi governanti. Che senso ha? Folklore, una cosa passata, una cosa fuori dal tempo, una perdita di tempo. Beh, insomma, premesso che questa nostra è l'unica regione al mondo a derivare il proprio nome da quello di Cesare, sarebbe opportuno allora che questa regione assumesse davvero il dato come come tratto identitario di contenuto e di prospettiva edificante, utile, ecco, utile, variamente utile nell'attualità. Cosa dovrà significare allora oggi essere l'unica regione al mondo a portare il nome non solamente di uno certamente dei più grandi conquistatori imperialisti, sì, della storia, ma anche però del solo leader popolare vittorioso, davvero vittorioso della storia antica. Un leader vittorioso in una guerra civile che non finì con la persecuzione a morte dei superstiti della parte avversa, ma, e forse proprio anche per questo, finì con l'eliminazione del vincitore stesso. Ecco, si ricorda oggi più facilmente il criminale di guerra, il massacratore di popoli stranieri, alla cui resistenza certamente va reso imperituro deferente omaggio. Si ricorda il dittatore che avrebbe calpestato le libertà della Repubblica Patrizia romana antica, minacciando di farsi re. Ecco, si ricorda, ma diciamo che si ricorda più spesso ciò che può essere utile a neutralizzare nell'attualità il fascino di Cesare. E forse proprio per evitare che quel fascino, effettivamente, che di quel fascino si abbiano a scoprire, ecco, delle motivazioni valide. Ebbene, insomma, ricordiamo che Cesare sottrasse ai potenti di Roma, ovvero alle solite classi dirigenti, l'esclusività di un potere usato a detrimento dei ceti popolari. E quindi promosse in politica l'inclusione e la partecipazione democratica, sì, la partecipazione democratica. Ostacolò, ostacolò con mille provvedimenti la tirannia di chi? La tirannia patrizia, la tirannia dei patrizi, dei potenti di quello Stato antico. La tirannia patrizia che nelle forme di un governo repubblicano affamava e schiavizzava la cittadinanza. E Cesare permise addirittura le prime vietatissime scuole per il popolo. Un popolo condannato da una repubblica dei VIP, diremmo oggi, a restare servizievolmente ignorante e alla mercé dei grandi dello Stato. Quale attualità, quali pericolosi pensieri può destare allora il ricordo di Cesare? E anche in questo Friuli Venezia Giulia, ricordiamolo, non solamente base cesariana al tempo delle guerre galliche, al tempo della guerra civile, della guerra civile romana antica, ma anche antica marca derivante del proprio nome da quello del capoluogo cividale Forum Miuli cesariana,
Anche in questo Friuli Venezia Giulia, ecco, un ideale riverbero in campo politico delle vicende, delle dinamiche, delle iniziative d'età cesariana c'è sempre stato. C'è sempre stato ed ha influito variamente in quella che è stata la nostra storia. Se il Friuli storico, per esempio, ebbe la primizia di produrre nell'Europa moderna addirittura un tribunato della plebe, la contadinanza, esemplato sul modello un po' di quello difeso da Cesare contro la Repubblica Patrizia di Roma antica, insomma quel legame allora c'è, quel legame è significativo ed è singolare. Beh, diciamo anche questo, ecco, insomma, Cesare, quella repubblica, in effetti, il principio di una repubblica non voleva abbatterlo, voleva piuttosto che quella repubblica funzionasse virtuosamente, funzionasse quindi non contro il popolo dei suoi governati, voleva migliorarla, voleva affrancarla da quelle derive che l'avevano resa nemica del popolo. Cesare su questo ebbe a ritagliarsi la sua carriera di uomo politico e di statista. Quindi, insomma, eh, importante ricordare questi aspetti. Ecco, allora la responsabilità culturale, in fin dei conti, insomma, internazionale e mondiale di questa nostra regione come istituzione, come comunità. Una responsabilità innanzitutto di saperlo portare quel nome, di saperlo portare davvero utilmente, adeguatamente nell'oggi, nell'attualità. Perché? Perché a quel nome fa capo, piaccia o no, la storia della civiltà del nostro Mediterraneo, dell'Europa certamente, e insomma per estensione anche un po' del mondo intero. Aggiungiamo una nota su quello che è il mito cesariano connesso specificamente al Friuli, che fa della figura di Cesare il padre fondatore di un locale cuore del vecchio continente, addirittura una sintesi del vecchio continente, della nostra Europa, una sintesi delle sue genti, delle sue lingue, delle sue civiltà. Insomma, un richiamo anche qui a prospettive di responsabilità esemplare davvero significative. È una responsabilità quindi enorme, insomma, la nostra perché di gran respiro, perché di gran respiro. Certo, noi nel nostro piccolo, in Fogolar Politico, insomma, è dal 2001 che il movimento civista friulano, ora denominato Fogolar Politic, promuove queste cose del mito di Cesare, queste suggestioni che sono, beh, insomma, fatemi dire, credo, insomma, lungimiranti, che guardano avanti con la voglia di costruire, ecco, quella civitas, ecco, quella collettività, quella comunità, ecco, che deve essere la prospettiva centrale del nostro essere cittadini. Allora, insomma, dire Giulio Cesare è dire un assoluto. E la nostra vicenda è dunque connessa ad un assoluto. Un assoluto in cui è bene scegliere il dato migliore, la sfaccettatura più utile, più valida, più edificante, più costruttiva per il presente. Insomma, questo dovremmo fare. Questo dovrebbe fare una regione Friuli Venezia Giulia a caccia di un'identità non banale, a caccia di un'identità non banale, di un contenuto portante, un contenuto ideale portante per essere proficuamente riconosciuta in Italia, in Europa, ma insomma in tutto il mondo come una comunità distinta, una comunità che ha
un ruolo di responsabilità nei confronti così, ecco, culturalmente del nostro mondo. Che dire altro? Questa bella bandiera alle mie spalle, questa bandiera friulana con lo sfondo rosso, s'è detto bandiera di guerra, insomma, senza effettivi fondamenti storici. Beh, insomma, invece vogliamo vedere in questo rosso proprio il mantello di Cesare, il paludamentum, il mantello di questo nostro padre della patria, uno insomma si tiene i padri che ha, di questo nostro padre della patria, questo eponimo si dice, paroloni, di questo colui che diede in qualche modo il nome, o insomma dal quale deriva il nome della nostra terra, della nostra comunità. Ecco, questa bandiera con lo sfondo rosso, ecco, la vogliamo dedicare proprio al suo ricordo, al ricordo del padre Giulio. È un ricordo che non vuole essere retorica, non vuole essere banale, non vuole essere, non vuole essere celebrazione eccessiva, ma insomma l'omaggio di figli, in qualche modo, di figli al proprio padre, in questo caso al proprio padre comune. E quindi giustamente si chiude con questo saluto che è d'obbligo oggi. Ave Cesare.